Tragedia al largo delle coste di Lampedusa, naufraga un barcone, dispersa una bambina di 15 mesi nella notte, salvati più di 600 migranti. Villafranca Sicula, avviso di garanzia per il sindaco Bruccoleri, reato ipotizzato, scambio elettorale politico-mafioso. Europee, anche Margherita La Rocca Ruvolo tra i nomi dei candidati di Forza Italia, su cui pesa però l'incognita di Noi Moderati. I 5 Stelle esultano per la candidatura di Antoci. Botta e risposta tra Salvini e Schlein: io vado per costruire, tu per fermare. Presto una sala teatro nei locali del Parco Letterario nel Cerchio del Caos, il progetto illustrato ai nostri microfoni dall'ingegnere Barone. Anche ad Agrigento le giornate FAI, l'Ordine dei Medici discute di ictus e le rappresentazioni sacre a Ioppolo Giancaxio. Al lavoro l'Acragas mentre riposano gli altri campionati. Un saluto dalla nostra redazione. Apriamo con una tragedia verificatasi al largo di Lampedusa nella notte tra mezzanotte e l'una, quando un barcone si è ribaltato e una mamma ha perso tra le braccia la sua bambina, una piccola di 15 mesi che è annegata. Dramma al largo di Lampedusa, dove a seguito del naufragio di un barcone avvenuto durante la notte tra mezzanotte e l'una, una bimba di 15 mesi risulta dispersa. La mamma è disperata, si trova presso l'hotspot di Contrada Embriacola e ha dichiarato di non essere riuscita a trattenerla a sé dopo la caduta in acqua, e poi la piccola pare sia annegata. Stando ai racconti dei 44 sopravvissuti tratti in salvo dalla ONG Marego, il barchino di ferro di 7 metri è partito da Sfax. Avviso di garanzia per il sindaco di Villafranca Sicula, Gaetano Bruccoleri. Il reato ipotizzato è quello di scambio elettorale politico-mafioso. I dettagli. Il reato ipotizzato è di scambio elettorale politico-mafioso. Con questa accusa i carabinieri del nucleo investigativo di Agrigento hanno notificato un avviso di garanzia al sindaco di Villafranca Sicula, Gaetano Bruccoleri, farmacista eletto nel giugno del 2022 a seguito di ballottaggio. Il primo cittadino sarebbe finito sotto inchiesta coordinata dalla DDA di Palermo nel contesto di un'operazione che l'8 marzo ha determinato la custodia cautelare di 7 persone, chiarendo ruoli e situazioni in ordine al mandamento mafioso di Burgio, Ribera, Lucca, Sicula e Villafranca. E proprio indagando sulle ultime elezioni comunali, gli inquirenti avrebbero accertato la possibilità di infiltrazioni tra le cosche e il voto, ma che non ha trovato pieno riscontro nella decisione del GIP di Palermo, che ha ritenuto la circostanza non provata. Un voto elettorale che allora ebbe effetto sorpresa di fatto dopo una situazione di pareggio, entrambi con 481 voti al primo turno. Bruccoleri è stato confermato sindaco al ballottaggio con uno scarto di soli 7 voti, sconfiggendo il suo avversario, l'uscente Domenico Balsamo. E c'è anche l'agrigentina Margherita La Rocca Ruvolo tra i 6 nomi della lista di candidati alle europee di Forza Italia. Gli altri 5 sarebbero Caterina Chinnici, Marco Falcone, Riccardo Genuso, Bernadette Grasso ed Edi Tamaio, anche se rumors in queste ore parlano della possibilità che Noi Moderati chieda un posto per Antonello Antinoro. In quel caso qualcuno dovrà cedere il passo, ma in casa forzista comunque ci tengono a precisare che ancora non c'è nulla di stabilito e che il partito azzurro farà numerose valutazioni.
Intanto, sempre in tema di elezioni europee, sono soddisfatti gli esponenti del Movimento 5 Stelle, che dicono la candidatura di Giuseppe Antoci alle prossime europee con il Movimento 5 Stelle per la circoscrizione Isole è una candidatura forte che soprattutto ci riempie di orgoglio. Parla il coordinatore regionale Nuccio Di Paola. La sua personale storia, conclude, è quella di un uomo che ancora oggi vive una vita blindata per avere sbarrato la strada al malaffare e avere permesso di assestare pesanti colpi alla mafia dei pascoli. Adesso parliamo del ponte sullo Stretto. Erano sullo stesso aereo Matteo Salvini e la Schlein. Sono arrivati in Sicilia. Il primo sostiene che il ponte sullo Stretto si farà, che porterà sviluppo e incremento dell'economia isolana, e con un botta e risposta alla Dem afferma: io vado per costruire, tu per fermare. Secondo Salvini, infatti, non è comprensibile che si possa sostenere di fermare un'opera che porterà fondi, lavoro e ricchezza all'isola, ma dice del resto è questo il bello della democrazia. Per Salvini, dunque, il ponte si farà. Però la Schlein, come detto, è di parere diametralmente opposto. Voglio ringraziare tutte le persone che sono venute oggi, che hanno voluto partecipare per dire insieme a noi no al progetto sbagliato di questo ponte che il ministro Salvini sta portando avanti, non curante del fatto che si tratti di un progetto anacronistico, dannoso, sbagliato. L'abbiamo visto anche qualche giorno fa in Parlamento, quando è emerso con nettezza che persino la relazione, che ha visto il contributo di un comitato scientifico, ha chiarito che le prove del vento non sono state fatte, che non è stata fatta l'adeguata zonizzazione per quanto riguarda i rischi sismici. Ci domandiamo perché tutta questa fretta, è una fretta che sembra elettorale, che non ha a cuore però il vero destino di questa comunità, di questo territorio. Ricordava il nostro segretario regionale Barbagallo che si è trattata di un'aggiudicazione fatta per un valore 5 volte superiore a quella del progetto originale, nonostante ci fosse stato un giudizio in cui lo Stato aveva vinto e quindi non c'era ragione di proseguire in questo modo. Noi continuiamo a pensare che in questa terra, in Sicilia, serva come in Calabria anzitutto un grande investimento per migliorare la mobilità adesso, non tra 15-20 anni con un progetto dannoso e anacronistico come questo. Adesso le persone che incontriamo ci raccontano la difficoltà di spostarsi con le strade in questo stato, la difficoltà di spostarsi con ferrovie che non sono all'altezza del 2024. I siciliani, i calabresi non sono cittadini di serie B, meritano investimenti adeguati. E invece la strada che è stata scelta nel silenzio dei presidenti di queste regioni, che sono dello stesso colore politico di questo governo, è stata fatta addirittura sottraendo risorse FSC che potevano e dovevano finanziare altri progetti infrastrutturali più stringenti, più urgenti, più importanti per questo territorio. Quindi siamo qui ad ascoltare questa comunità, le sue preoccupazioni, e a confermare che il Partito Democratico, come ha fatto dall'inizio di questa legislatura, si sta battendo per contrastare il progetto di questo ponte. L'abbiamo fatto anche presentando qualche tempo fa un esposto insieme a Angelo Bonelli e a Nicola Fratoianni, che voglio ringraziare anche da qui per questa iniziativa congiunta importante che sta cercando di destare attenzione sulla totale mancanza di trasparenza in questo percorso e anche sui costi esosi che avrebbe per la comunità, mentre non promette le risposte che servono per migliorare la vita dei cittadini. Agrigento avrà presto una sala teatro all'interno del parco letterario, nei locali del parco letterario nel Cerchio del Caos, un progetto di imminente realizzazione che vedrà anche il restyling di tutto ciò che sta intorno. Verranno resi più belli gli spazi esterni e sarà un
gran bel biglietto da visita per i turisti che visitano il Caos. Ce lo illustra l'ingegnere Bernardo Barone. Ci troviamo qui alla sede del Parco Letterario, vediamo come verrà il nuovo teatro Luigi Pirandello nel Cerchio del Caos. Con una piantina fattivamente ci illustri quali saranno le nuove strutture. Sì, le strutture saranno articolate, sarò breve, in la ristrutturazione del palco all'interno della sala teatro, le nuove poltrone, i camerini per gli attori, il servizio di ripresa di video per la trasmissione, il foyer del teatro con la biglietteria interna e il servizio bar, poi ci sarà il servizio ristoro esterno e servirà questo ristoro sia per gli attori sia per i turisti, cioè gli avventori, e prevederà anche delle possibilità di poter ristorarsi all'esterno con degli ombrelloni eccetera, un'area giochi per bambini, la possibilità, la realizzazione della chiusura, nel senso la copertura si dice della zona di fronte adiacente ad ovest, quindi guardando il mare, e i famosi tramonti di Pirandello con una vetrata antiproiettile e strutturalmente già presentata e già scelta per cercare di salvaguardare il foyer del teatro nuovo, sala teatro Luigi Pirandello. Il finanziamento però sarà vincolato ad una postilla particolare, ecco quale? Ma molti finanziamenti regionali, compreso questo, si chiamano contributi, infatti questi contributi arriveranno, speriamo tutti sicuramente, però arriveranno secondo la presentazione dei vari SAL. I SAL sono i servizi a tempistica, ma soprattutto a somme di denaro che abbiamo già investito. Ogni 50.000 euro ci sarà un SAL, quindi il primo SAL necessita la presenza nelle tasche nei fondi dell'ente gestore, che è il beneficiario, di 50.000 euro. Speriamo in un intervento del Comune, che è il nostro partner privilegiato, col quale purtroppo abbiamo un credito molto esoso, che è inutile dire perché tanto per ora è messo di lato, anche se c'è la sentenza TAR, e quindi noi ci godiamo di questa sentenza TAR che ha sconvolto l'altro giorno il segretario comunale di Agrigento. Non era al corrente di questo problema e speriamo che lo possa risolvere, perché, come aveva detto l'assessore Di Mauro quando era alla provincia, caro Barone, queste cose vanno risolte non politicamente, ma vanno risolte dal punto di vista giudiziario. Ora che però abbiamo la sentenza, onorevole assessore presidente, dobbiamo risolverlo anche per il comune, perché non sei più alla provincia ma sei al comune, e speriamo di poterlo risolvere, perché questi soldi ci servono per fare gli investimenti non solo del finanziamento regionale che abbiamo ottenuto e che quindi è pronto e dobbiamo iniziare i lavori entro il 10 di aprile, ma anche per le altre attività che voi conoscete, che sono i vari caffè letterari che si trovano ad Agrigento, che il sindaco conosce e che sono pronti per essere avviati e dare posti di lavoro, perché l'obiettivo del parco letterario non è solo di fare la città teatro e quindi di far venire i turisti, ma fare posti di lavoro per i servizi di accoglienza. L'Ordine dei Medici, sempre attivo nelle campagne di formazione e informazione, oggi lo fa parlando dell'argomento dell'ictus ischemico con la collaborazione di Omnia Congress, e noi abbiamo seguito questo convegno. Dottor Onofrio Cacciatore, oggi un interessante programma scientifico, si parla di ictus ischemico. Ecco, lei tra i relatori ha coordinato questa iniziativa, un'iniziativa sicuramente importante che però deve fare luce anche sulla reale situazione del nostro territorio. Sì, allora è una iniziativa che è stata portata avanti dal nostro Ordine dei Medici, in particolare dobbiamo ringraziare il nostro Presidente, il Dottore Santino Pitruzzella, che
ha incaricato sia me, così come tante altre consigliere dell'ordine, di dedicare molta attenzione sulla formazione da parte di tutti i medici. Noi abbiamo circa 3.700 iscritti, quindi c'è tanto desiderio e tanta voglia di poter acquisire in termini di cultura e soprattutto di ambiente scientifico. Questo è un convegno dove si parla di un argomento estremamente importante. È una delle patologie l'ictus cerebrale, sia quello ischemico di cui si sta parlando, ma sia anche di quello emorragico, che rappresenta una delle maggiori cause di morte, ma non solo causa di morte, ma anche causa di invalidità, cioè perché spesso il paziente quando supera la fase acuta, quindi durante la fase della cronicizzazione, incomincia un vero e proprio calvario dovuto che è dovuto a una serie di trattamenti riabilitativi, tra cui il nostro ospedale è dotato ormai anche di questi trattamenti riabilitativi. Non dimentichiamoci che esistono dentro il nostro ospedale 2 strutture residenziali riabilitative, sia la medicina fisica riabilitativa che la lungoreggenza post-acuzie riabilitativa. Sono le strutture che la nostra direzione aziendale, generale e sanitaria hanno cercato di implementare sempre di più, e si sta cercando di dare una maggiore risposta all'utenza in termini di quantità e di qualità. Oggi si parla di ictus ischemico, trombolisi, tromboctomia, quando, dove e perché. Un interessante momento di approfondimento e di formazione sul campo. È una tematica di grandissima attualità perché riguarda una patologia che è la terza causa di morte, la prima causa di invalidità. L'ictus ischemico, che qualche anno fa non veniva trattato perché non esistevano terapie, adesso può essere trattato con delle procedure farmacologiche, la trombolisi, oppure meccaniche come la trombectomia. Le terapie che si fanno nell'ictus sono terapie a tempo dipendente, quindi devono essere fatte entro un breve periodo per essere efficaci, e quindi questo comporta un'organizzazione della rete del sistema che possa portare il paziente nel più breve tempo possibile nella possibilità di ricevere la cura. Bene, ad oggi nel nostro territorio questo sistema non si può considerare ottimale, per problemi organizzativi, per problemi di carenza di medici, che è il problema che affligge la sanità in questo momento. Vanno rivisti i percorsi cosiddetti PDTA per consentire di intervenire più perifericamente possibile in questa patologia che, ripeto, è causa di morte, è causa di invalidità, quindi anche di costi economici grandissimi, in modo da poter trattare più in prossimità possibile il paziente. Oggi si parla tanto di medicina di prossimità, questo è uno dei casi in cui la medicina di prossimità è assolutamente indispensabile. Ecco, ma la nostra ASP, il nostro territorio provinciale, a quale livello è per far fronte alle tante esigenze della provincia? Abbiamo delle grosse difficoltà perché le procedure terapeutiche, la trombolisi, secondo il PDTA attuale della regione, può essere fatto soltanto nelle sedi di stroke unit. In questo momento l'unica sede di stroke è quella della neurologia dell'ospedale di Agrigento, che si trova in una gravissima carenza di medici. Quindi l'azienda sta pensando di rivisitare un PDTA interno in modo da migliorare proprio il percorso per poter raggiungere prima possibile il malato. Un interessante convegno oggi organizzato dall'Ordine dei Medici di Agrigento sull'ictus ischemico. Ecco, lei ha fatto una lunga e dettagliata relazione. Ecco, una sintesi di questo primo momento formativo.
L'ictus è una patologia che affligge la popolazione, soprattutto dopo i 60 anni, ed è ad alta disabilità, perché gli esiti di un evento ictale produce una grave disabilità, emiparesi, difficoltà a parlare, imbaccio dell'equilibrio, patologie che pesano sulla famiglia e sulla società. Allora noi abbiamo parlato proprio di questo argomento, l'ictus, quando fare la terapia, le terapie della trombolisi e trombectomia, quando, dove e perché nel nostro territorio agrigentino, con la necessità di implementare la rete della Strocchi nel nostro territorio e di implementare e diffondere ulteriormente questa terapia in maniera capillare su tutto il nostro territorio, perché intervenire in tempo significa salvare dalla disabilità e anche dalla morte i pazienti affetti da un ictus ischemico. Ridurre la disabilità è importante, che in termini di costo significa riduzione delle spese, del costo degli eventi, degli esiti dell'ictus. Ecco, si ha un riscontro di riduzione della spesa pro capite dei danni da disabilità che sono assistenza, certo, fisioterapia, assegni di invalidità, pensione, la capacità lavorativa del paziente, riduzione dell'inabilità, portare il paziente a ritornare al proprio lavoro, alle proprie abitudini e al stile di vita. Tornano come ogni anno le giornate FAI, dove bellezza architettonica, luoghi dell'arte, storia e natura vengono espressi nella loro massima bellezza. Vediamo. Giornate FAI, oggi e domani al via, siamo qui a Villa Genuardi, ma anche altri luoghi di Agrigento sono stati prescelti? Sì, sono tutti aperti oggi, c'è anche l'orto botanico, siamo anche in prefettura, siamo anche alla Colimbetra, è un'occasione anche per parlare di crisi climatica, di ambiente, avvicinare i giovani, ci sono tanti giovani in giro, scuole che vengono un po' da tutto il territorio, ma anche da Favara, da Sciacca, eccetera, quindi vi invitiamo a partecipare sia oggi che domani, dalle 15 alle 17 il pomeriggio e poi la mattina 9:13. Oggi pomeriggio ci sarà anche l'apertura di una bella mostra in prefettura. Oggi anche la sovrintendenza, alcuni luoghi qui di Villa Genuardi, i giardini, sono aperti per i visitatori FAI? Allora, l'avvocato Taibbi ha sfondato una porta aperta quando mi ha detto che voleva organizzare queste giornate FAI, perché è nostro intendimento cercare, forse in occasione di Agrigento Capitale Cultura, ma quando sarà possibile, di rendere fruibile questo polmone verde all'intera città, perché la sovrintendenza non è soltanto un nulla ostificio, ma ha questo bellissimo giardino che sarebbe bello far fruire alla cittadinanza. E che voi curate, diciamo. E noi con tanta difficoltà curiamo e speriamo che questo tipo di cose ci dia una mano a reperire fondi per curarlo meglio di com'è in questa situazione. Praticamente sono stato coinvolto e con immenso piacere e vedere queste strutture, tutte queste strutture aperte tramite il FAI, che ci sensibilizza moltissimo tutti quanti a interessarsi dell'ambiente, ma anche delle bellezze di Agrigento, capitale della cultura. Bene, visitiamo questi posti cosiddetti reconditi, nascosti a tutta quanta la cittadinanza, ma che invece devono essere dati e offerti al pubblico, e oggi è una di queste belle giornate così primaverili che ci danno questa grande possibilità, un coinvolgimento tramite il FAI della sovrintendenza, speriamo del comune per come capitale della cultura e anche della cosiddetta ex provincia, quindi che tutti quanti dovremmo convenire per migliorare la città, ma migliorare il posto in cui viviamo, migliorare e sensibilizzare tutti i cittadini per quanto riguarda l'ambiente. Io sono un appassionato di Agrigento, questo è il terzo o il quarto anno di fila che vengo per le giornate FAI e devo dire che quest'anno sono particolarmente contento perché sto scoprendo il polmone verde di Agrigento. Ero già stato alla Colimbetra ovviamente, sì, ma il parco in cui siamo adesso e poi anche il parco botanico sono davvero delle ottime iniziative. Tra l'altro iniziative polmoni verdi che consentono anche un abbassamento della temperatura, ci sono studi molto rinomati di varie università che dicono che un buon orto botanico abbassa la temperatura della città di 3-5 gradi e quindi anche in ottica di cambiamento
cambiamento climatico, certo, sicuramente un'ottima cosa. Ecco, il FAI e la scuola insieme oggi alla scoperta di luoghi belli di Agrigento. Ecco, cominciamo con il rappresentante della scuola. Le scuole protagoniste della giornata sono distribuiti su tutti i beni che abbiamo aperto gli apprendisti ciceroni. Sono i ragazzi che hanno studiato, hanno fatto già dei sopralluoghi e oggi e domani saranno presenti per accogliere e accompagnare i visitatori alla scoperta di questi beni. Ci saranno anche dei visitatori che sono sempre altre scolaresche che arrivano da Favara, arrivano da Sciacca, insomma una buona partecipazione di tutte le scuole agrigentine e dell'Interland. I giovani? Come ogni anno, quest'anno stiamo cercando di organizzare l'iniziativa più appetibile possibile per i visitatori che soprattutto vivono la città ma magari non conoscono molto bene dei luoghi che vedono ogni giorno ma danno per scontato. Quindi oggi vi aspettiamo numerosi, anche perché le giornate FAI di primavera cadono proprio in una bellissima giornata primaverile e quindi quale migliore occasione di questa per visitare i beni e trovare le guide dei ragazzi apprendisti ciceroni e poi scoprire e riscoprire i luoghi della città che sarà capitale della cultura il prossimo anno. Ruba le merendine e gli danno i domiciliari, ma lui continua ad uscire da casa e probabilmente continua anche a trafugare snack. Accade ad Agrigento, dove il protagonista è un giovane 23enne che avrebbe portato a segno numerosi colpi depredando i distributori di snack della città. Adesso ha avuto un inasprimento della misura, è stato arrestato dagli agenti della sezione volanti di Agrigento. E adesso lo spazio dedicato, come ogni giorno facciamo, alla imminente Pasqua. Ne parliamo con Anna Giglione del gruppo teatrale Tradizione Ioppolese, che curerà proprio le sacre rappresentazioni della Settimana Santa. Di grande impatto sarà anche quest'anno la Passione e Morte di Gesù, che vanta un ricco e lungo cast di attori e che avrà come scenario le vie e le piazze di Ioppolo. Inizia la Santa Pasqua con i riti pasquali, ma anche una sacra rappresentazione che è quella del mortorio. Ecco, ne parliamo proprio con chi attivamente ha partecipato alla realizzazione di questo evento. Sì, praticamente noi siamo un gruppo teatrale, la Tradizione Ioppolese, che ogni anno, fin dal 1976, rappresentiamo la vita e la passione di Cristo e quest'anno andrà in, sarà rappresentata dalla Domenica delle Palme giorno 24 marzo, il 29 marzo venerdì santo e poi eccezionalmente una cosa nuova anche il 31 marzo con la Resurrezione. La Domenica delle Palme inizia alle 10, poi la sera alle 18, il venerdì santo alle 10:30, poi la sera alle 18:30 e la Domenica di Pasqua alle ore 11. La sacra rappresentazione l'ha vista coinvolta insieme a un gruppo di lavoro. Sì, esattamente, siamo all'incirca una trentina di persone, di attori e di entourage che gira intorno a tutta la situazione, alla manifestazione, come trucco e parrucco, costumi, organizzatori, scenici, e cerchiamo di fare del nostro meglio, insomma. Siamo un gruppo amatoriale che viene sostenuto dalla Proloco, dal Comune e anche dalla Parrocchia San Francesco di Paola. Ecco, ci sono anche tanti altri eventi in occasione della Settimana Santa Ioppolo. Sì, ci sono eventi che sono quelli che ho appena detto nella data, però diciamo si sviluppano con scene ben particolari e toccanti, perché la sacra rappresentazione praticamente coinvolge emotivamente tutta la popolazione e abbiamo avuto riscontro anche da fuori del paese e sono rimaste talmente contente le persone che ci vengono a ritrovare e ci chiedono quando sarà di nuovo. E noi abbiamo fatto anche un po' di pubblicità a livello di cartellonistica per questo. Anche la giornata di Pasqua è caratterizzata da un evento? Sì, il 31 marzo, quest'anno è una novità assoluta, inizieremo alle ore 11 e Gesù, cioè la Maddalena, si recherà al sepolcro dove troverà la pietra divelta e si incontrerà con l'angelo e poi con Cristo trasfigurato.
quindi correrà verso gli apostoli per avvisare la risurrezione di Cristo e anche per avvisare la Madonna, la quale andrà incontro al figlio, e immaginate voi poi la festa grande. Quindi un appello ai tanti a venire a Joppolo. Indubbiamente, sicuramente veniteci a trovare tutti, ne rimarrete stupiti ed emozionati. Ci fermiamo per dare spazio alla pubblicità e torniamo tra poco. Lunedì 25 marzo alle 14.30 nell'Aula Magna di Villa Genuardi si svolgerà una giornata di studi sul tema valorizzazione dei beni culturali come strumento di rigenerazione territoriale, organizzata dal Polo Territoriale Universitario di Agrigento e da ADI, Associazione per il Disegno Industriale. L'evento è parte di un progetto che prevede la collaborazione con le istituzioni del territorio, che sarà sviluppato in occasione delle manifestazioni di Agrigento, capitale italiana della cultura 2025. E riapre a Palermo il Villino Favaloro con il Museo della Fotografia. Per la regione siciliana è un elemento fondamentale per l'itinerario Liberty in città. Restituiamo alla città quello che le spetta, ciò dal quale è stata privata tanti anni fa. Ci sono voluti alcuni anni di buona volontà da parte delle amministrazioni che si sono succedute. A questo governo il compito e la soddisfazione di inaugurare questa bellissima realtà storica per una destinazione che fa onore a tutti, aperta alle sensibilità, alla cultura, al piacere della fotografia e agli storici di questo settore, che avranno la possibilità di confrontarsi e di visitare. Palermo oggi si arricchisce di un gioiello che prima era stato oscurato dalla scuratezza, a volte dalla vecchiaia, a volte dalla polvere, adesso invece torna a brillare. Un traguardo importante, sostanzialmente 23 anni e la città finalmente può godere di questo gioiello, un gioiello che fa sicuramente la differenza nell'itinerario palermitano del Liberty, un gioiello che avrà nelle proprie corde sicuramente un museo, il primo museo della fotografia, che ospiterà la musealizzazione di parte dell'archivio fotografico del CRIT, un archivio che vede la luce dopo tantissimi anni e sostanzialmente vede la digitalizzazione di 6.000 fotografie. Un momento importante per la regione, un momento importante per Palermo, dove viene posta in essere che cosa? L'identità siciliana. Abbiamo accettato di partecipare con l'ANCI e il WWF a questa iniziativa, che per noi è veramente molto importante, anche per dare un segnale a questa giornata chiamata Earth Hour. Ci permette di spegnere per un'ora un luogo significativo per noi, il Tempio. Ci darà la possibilità non solo di dare un segnale ai cittadini, ma che noi assieme possiamo realmente fare qualcosa. Il Parco archeologico è sensibile, insieme con la città di Calatafimi Segesta, a questo momento. È ovvio che 60 minuti per tutti i posti significativi non potranno cambiare le sorti di un pianeta, ma tutti assieme lo possiamo fare. Un pianeta che deve essere sempre più sostenibile. Ad oggi siamo dentro una crisi climatica, siamo dentro una crisi di siccità, lo stiamo vivendo noi per ciò che riguarda pure l'idrico. Tutto questo ha bisogno anche di momenti, di simboli, di iniziative che richiamano l'attenzione. Uniamoci tutti, perché questo surriscaldamento climatico ci porterà realmente a una catastrofe climatica, quindi riusciamo tutti a fare una piccola cosa per far sì che il pianeta possa ancora continuare per anni, secoli e millenni. Spegniamo un tempio, la luce di un tempio, spegniamo quello che sono i nostri consumi superflui, riduciamo quelli che sono invece i consumi idrici. Dobbiamo essere tutti come il colibrì. Con una goccia d'acqua ognuno di noi deve contribuire a far sì che dà del suo. Ringrazio la sensibilità del direttore Luigi Biondo per aver accolto questa iniziativa. Non dobbiamo chiedere agli altri cosa dobbiamo fare o pretendere, ma più che altro dobbiamo chiederci noi stessi cosa possiamo fare per l'altro, cosa possiamo fare per la comunità. E adesso per lo sport Carmelo Lentini ci riferisce su cosa fa l'Acragas, mentre c'è un turno di riposo per tutti gli altri campionati.
A 6 giornate dalla conclusione del campionato, da escludere la gara con il Lamezia che si è ritirato da tempo dal torneo, l'Agregas continua la propria marcia di avvicinamento al traguardo anticipato della salvezza. All'appello rimangono 3 match casalinghi contro Novegea, Acireale e Portici e 2 esterne, e fuori casa chiaramente contro l'ex Regina e il Siracusa. Per centrare l'obiettivo stagionale occorrerà fare più punti possibili allo Stadio Seneto, dove attendono la squadra dei tempi avversari più abbordabili, ma nel calcio non esistono regole precise, per cui a fare la differenza in campo occorreranno i soliti principi fondamentali, vale a dire la concentrazione, l'attenzione, la determinazione e la voglia anche di fare bene. Intanto domani pomeriggio l'Seneto l'Agregas dovrà confrontarsi contro un osso davvero duro, la nuova Igea Virtus dell'ex Francesco Di Gaetano, conoscitore della piazza biancazzurra che ad Agrigento è legato da tanti ricordi. In occasione della gara di andata la compagine peloritana si impose per 1-0 grazie alla rete vincente di Longo arrivata proprio all'ultimo minuto di gara. Ma non è il solo Di Gaetano ad essere un ex. E con lui ci sono Giovanni Oddo, Fabio Aveni, calciatori che hanno fatto bene in biancazzurro. Si tratta di una gara fondamentale il cui risultato finale potrebbe proiettare l'Agregas verso zone più tranquille e che permetterebbe anche di affrontare le restanti ultime gare senza particolari assilli. Si dovrà fare a meno di 2 pedine importanti come il difensore Puglisi e il centrocampista Sanseverino, entrambi appiedati in settimana dal giudice sportivo. Il match del Seneto avrà inizio alle ore 15 e sarà diretto da una terna tutta siciliana. Tommaso Alberto Vazzano di Catania sarà l'arbitro, mentre gli assistenti saranno Vito Bensorte e Salvatore Girolamo Cucci di Trapani. Subito dopo la sfida con la nuova Igea Virtus si ritornerà in campo giovedì prossimo 28 marzo allo stadio Granillo contro il locale Reggio Calabria. Breve vacanza pasquale e ritorno in campo giorno 7 aprile contro la Cireale. A 6 giornate dalla conclusione del torneo si ritorna dunque in campo per disputare questa 32esima giornata. Ritorna in campo il Canicattì contro il Locri al Saraceno, mentre osserverà un turno di sosta delicata. Ma vediamo un po' il quadro generale di questo 32esimo turno. Agregas Novegea, Canicattì Locri, Castrovillare Ciriale, Gioiese Portici, Ragusa San Luca, Real Casalnuovo San Cataldese, Sant'Agata Siracusa e Vibonese Reggio Calabria. Riposeranno Licata e Trapani. Per quanto riguarda invece gli altri campionati sarà vacanza per un paio di settimane, sia in eccellenza che in promozione. Si riprenderà domenica 7 aprile. In sala stampa mister Marco Coppa per presentare la sfida contro la nuova Igea Virtus domani pomeriggio allo stadio Seneto di Agrigento. Partita che si preannuncia difficile, complicata, contro un avversario in salute, non perde da 10 giornate. Dunque mister, servirà la partita perfetta? Sì, perché l'Igea, come hai detto tu, viene da un periodo felice, nel senso che sono una squadra in salute, sono una squadra in un grande stato di forma, fa risultati utili consecutivi appunto da tante partite, per cui domani sicuramente troviamo un avversario importante e sulle ali dell'entusiasmo. Come dico ogni domenica però, specialmente quando giochiamo in casa e soprattutto in un momento del genere dove noi siamo ad un passo dall'obiettivo che tanto cerchiamo dall'inizio dell'anno, domani può essere la volta buona in maniera definitiva per chiudere i conti e per cui non possiamo assolutamente pensare come si chiama l'avversario, quali sono i nomi della squadra avversaria che andiamo ad incontrare. Infatti abbiamo lavorato tanto su di noi e poco sull'avversario perché questa settimana era giusto così, abbiamo lavorato tantissimo sotto il profilo mentale, abbiamo lavorato anche su tutti gli altri aspetti, ma ripeto, domani quello che conta di più è la nostra testa e non possiamo guardare e dare retta sicuramente come chi è l'avversario e come si chiama. Domani noi dobbiamo vincere la partita, chiudere i conti di questa stagione, prenderci la salvezza che tanto meritiamo
Io credo già da un po', poi per tanti motivi ancora siamo lì a doverla cercare. Io sono certo del fatto che i nostri punti sono tutti punti guadagnati uno ad uno in maniera sudata, sicuramente anche quelli degli altri, ma io guardo i miei, i nostri punti sono sudati uno per uno. Sarà un'Akragas in emergenza, mancheranno San Severino e Puglisi espulsi nella gara contro la San Cataldessi che l'Akragas non meritava di perdere. Come avete assorbito questa sconfitta di domenica scorsa? Se ti dicessi che sono felice che mancano San Severino e Puglisi sarei un grande bugiardo, incoerente, però non sono neanche tanto depresso per questo motivo, perché è la nostra forza, è la nostra grande forza. Ogni domenica c'è sempre venuto a mancare qualcuno, ma abbiamo sempre sopperito con una corsa in più, con una voglia in più da parte di tutti. Questo gruppo ha fatto delle cose eccezionali, ma anche con le squadre molto più forti di noi, non con quelle alla nostra portata. Ha fatto delle cose eccezionali non avendo giocatori in rosa importanti, giocatori di qualità, per cui il fatto che manchino questi due elementi, se li avessi avuto sarei stato sicuramente più felice, perché ho avuto più scelta, ma per noi non rappresenta assolutamente un problema, perché io so che quelli che verranno chiamati in causa daranno ancora di più. Tornando al match contro la 9 Gea Virtus, che ricordi hai del match di andata? L'Akragas perse nei minuti di recupero. Ma io ricordo di una partita equilibrata fino ad un certo punto. Per certi tratti ho visto un Akragas superiore fuori casa, perché la ricordo perfettamente, come ricordo quasi tutte le partite che abbiamo disputato fino ad oggi. Certo, sicuramente oggi è un'Igea diversa rispetto a quella che abbiamo incontrato all'andata, e ricordo pure però come abbiamo perso. Va bene, sono cose che forse si dice spesso che capitano nel calcio, sono cose che appartengono al calcio, però il risultato, la sostanza è questa, che da lì siamo tornati con 0 punti. Noi dobbiamo vincere, vogliamo vincere, abbiamo voglia di vincere, abbiamo tanta rabbia dentro, ma non per quello che è successo all'andata. Noi vogliamo volare un po' più in alto e vogliamo tentare di vincere la partita semplicemente per raggiungere il nostro obiettivo. Un ultimo passaggio sui tifosi: anche domani il pubblico akragantino potrebbe essere l'arma in più, potrebbe fare la differenza, spingere l'Akragas alla vittoria. Io non so più come dirlo e come ripeterlo. Noi abbiamo bisogno dei tifosi dell'Akragas, abbiamo bisogno dell'incitamento della nostra curva, perché spesso mi è capitato anche ogni tanto di scrivere qualche post su Facebook, noi con loro, anche a me capita ogni tanto di scriverlo un post, noi con loro siamo più forti, noi corriamo di più, per cui mi auguro veramente che domani possano i ragazzi venire qui a darci una grande mano d'aiuto, perché domani potremmo veramente festeggiare tutti insieme in maniera definitiva. Domani è una giornata dove non dobbiamo sbagliare niente in campo sotto il profilo tattico, dobbiamo fare una partita veramente attenta, dobbiamo fare una partita di grande orgoglio, dobbiamo fare una partita di grande agonismo in maniera corretta, però l'obiettivo è quello di vincere e portare la partita a casa. E termina qui il nostro telegiornale. Noi vi ringraziamo per averci seguito e vi ricordiamo che potete seguirci in diversi modi. Su Video Sicilia, il canale 93, il nostro TG che va in onda alle 15, alle 20 e alle 9 del mattino. E poi ancora sul canale 268 delle Smart TV, che invece va in onda in tutta Italia, e lo troverete sul link TV locali e poi cliccando su TVA, e naturalmente anche sul nostro sito www.televideoagrigento.tv, dove potete vederci da tutto il mondo. Grazie per averci seguito, arrivederci alle prossime edizioni.